Prova. Ebbene, si ricomincia dall'Arena Biancorossa la 21esima giornata campionato Serie B1 Girone B. Allora, iniziamo con la solita intro. Sto un po' pensando. Allora, periodo complicato, sicuramente non siamo in una buona situazione di classifica e oggi affrontiamo una squadra che, come abbiamo scritto nella presentazione match sui social, è una squadra che si sta giocando playoff promozioni. Stavo per essere centrato da una palla, è per quello che mi sono bloccato all'improvviso. Dicevo, con una squadra che si sta giocando la promozione in Serie A2, noi dobbiamo assolutamente cambiare la tendenza dopo 3 KO di fila e assolutamente è importante arrivare a questo match con la consapevolezza che affrontiamo una super squadra, però anche con la consapevolezza che bisogna tornare a giocare bene se vogliamo almeno, scusate il termine, bisogna tirare fuori i cosiddetti per tornare a spingere cose. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Tanto qui continuano a volare palloni e a momenti si stava per centrare la nostra postazione. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano per la 21esima giornata campionato Serie B1 Girone B tra la Rotoplas Volano Volle e la Pallavolo CBL Costa Volpino. Allora, la squadra di Luca Parlatina è venuta dal terzo KO di consecutiva contro la Chorus Volley a Menno e ha complicato ancora di più i nostri piani in termini salvezza, perché adesso la zona zona retrocessione è proprio a 0 punti da Crema, che però, visto lo scontro diretto e la partita in meno, le 2 partite in meno ci fa stare un attimino in testa sulla squadra di Crema. Allora, andiamo subito il roster e torniamo tra poco. Shut up and sit down. Shut up and sit down. E dopo la presentazione del roster Volano Volley 2021-2022 siamo tornati in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Allora, questo è uno sbocco importantissimo per noi. Ovviamente dobbiamo tornare a giocare col gioco che conosciamo, perché la situazione nostra è veramente molto, molto delicata in classifica, quindi almeno oggi è importante tornare a esprimere un gioco che almeno ci permetta di battagliare con questa super squadra avversaria che sta veramente lottando per la promozione. Ricordiamo che dal lato della pallavolo CBL abbiamo come ex di turno Beatrice Pozzoni e altra nota importante abbiamo Sara Angelini, che è stata tra le file della Millennium Brescia, della
dalla Volley Armea Olbia, quindi squadre di rilievo della serie A1 e A2. E poi una vecchia conoscenza della pallavolo trentina, Carolina Zardo, lei è stata tra le file della Delta Informatica Trentino dalla stagione 2015-2016 fino alla 2017-2018, quindi 3 stagioni. Già detto di Beatrice Pozzoni. Esatto, Beatrice Pozzoni, la nostra vecchia bomber, diciamo così, della vecchia guardia di Parlatini 2020-2021. Direi che a livello ex e a livello ex fiamme di Serie 2 a 1 direi di averle dette tutte, sì. Allora, sono le 20:59. Tecnicamente la partita doveva iniziare adesso, però essendo arrivato in ritardo il medico, probabilmente la partita inizierà tra un po' tra 2 minuti circa. Dovrebbero uscire dal campo perché sono già a fare le prove di servizio, quindi vediamo adesso il da farsi. Chiedo scusa. Allora, adesso il roster della Rotoplas Volano Valle doveva avere a disposizione tutte eccetto Caterina Pucinic, che è ancora fuori per un problema muscolare, invece, e Emma Galbero per una frattura di una delle dita della mano destra. Allora, io non saprei ancora di cosa parlare al momento, quindi io direi che mandiamo uno spot pubblicitario e torniamo tra poco per l'ingresso in campo delle due formazioni. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola, qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri, qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Allora, di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Stanno per entrare in campo le due formazioni, Rotoplas Volano Volley maglia rosso-bianca e la pallavolo CBL Costa Volpino rosa-violetto. Oggi a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo auguro solo che possiate vedere un buono spettacolo di volley, al di là del risultato che potremmo vedere oggi. Quindi tanto buon divertimento a tutti e ovviamente per questione anti-Covid non ci sarà il cambio campo e il saluto rimarrà invariato come sempre, quindi le ragazze che si metteranno sulla linea di seconda e faranno un applauso guardandosi dritte negli occhi. Eccole qua, pronte le squadre in campo allora.
Il nostro motto da ora in avanti sarà schiacciamo la violenza. Il nostro capitano Jessica De Valle, consegna capitano della squadra ospite CGL Costa Volpino, Francesca Rivoltella, una maglietta allo scopo dedicata. Grazie. E benvenuti nell'arena Bianca-Rossa. Oggi incontro è tra la Rotoclass Volano Volley e la CGL Costa Volpino Bergamo. Arbitro dell'incontro. Primo arbitro la signora Lucia Grassi di Bolzano. Assieme al signor Simone Luciano di Bolzano. Tra poco lo starting player. Allora, anche oggi la società del Volano Volley è è a favore dell'iniziativa appoggiata dal comune di Volano di schiacciare la violenza. La società del Volano Volley la dedica proprio con delle magliette che si possono acquistare nel bar della nostra società per il valore di 20 euro, che verranno ovviamente devoluti proprio alla causa contro la violenza. Infatti oggi De Val, la nostra capitana, ha consegnato questa maglietta celebrativa proprio alla capitana Francesca Rivoltella della pallavolo CBL Costa Volpino. CBL Costa Volpino, con il numero Beatrice Pozzoni, con il numero 3 Sara Angelini, con il numero 5 Francesca Bellotto, con il numero 13 Lucia Giudici, con il numero 15 Paola Bonomi, con il numero 17 Silvia Fanzini. Libero. Panno di attacco, numero 10. Dopo Dani, Volano Volley, il capitano Jessica De Valle. Con il numero 3 Aurora Bonafini. Con il numero 6 Leonora Paccioli. Con il numero 7 Livia Paccioli. Con il numero 10 Aurora Feliciano. Tutto questo è volato con le Rotoclass 2021-2022. Un saluto a tutto il pubblico che anche oggi ascolta l'Arena Bianca-Rossa. Grazie. Eccoci allora, dopo aver presentato l'intera triade bianco-rossa, dallo staff tecnico ai collaboratori, siamo pronti allora per cominciare questa partita. Pallavolo CBL è l'avversaria, Rotoclass Volano Volley. Ma che si sente il microfono, non vorrei dire. Allora, Lucia Giudici è il servizio che aprirà la partita. Numero 21, anzi, escludendo quelle che non hanno giocato. E inizia la battaglia. Primo servizio si spegne in rete. Quindi primo punto per la Rotoclass Volano Volley. Aurora Bonafini, primo servizio Rotoclass Volano Volley per la squadra bianco-rossa allenata da Luca Parlatini. Vediamo il servizio di Aurora. Battuto su Carolina Zardo, dell'Orto, l'attacco in pallonetto di Giudici col pallonetto. Si è rivelato grazie a un po' di confusione nella nostra metà campo vincente. 1 pari, adesso il punteggio. Bonomi, Laura Bonomi al servizio. La schiacciatrice 2004 della pallavolo CBL. Attacco di De Val. La capitana Jessica De Val, 2-1. Firma il 2-1 a favore della Rotoclass, che al momento sta
sta conducendo il primo set di questa 21esima giornata del campionato Serie B1 Girone B. Vediamo il servizio nelle mani di Alice Bellini, svebe su Carolina Zardo, Dell'Orto, vincente l'attacco di Tangini, vale 2 pari adesso, momento punto su punto al momento questo primo set. Adesso il servizio è nelle mani proprio di Tangini, Siria Tangini al servizio su Blerona Tasciolli, Bonafini, Carlotta Petruccello, vincente l'attacco, 3-2. Servizio, l'attacco di Carlotta è stato vincente, 3-2 il punteggio adesso. Adesso la capitana Jessica De Val al servizio per la Rotoplas Volano Volley. Battuto il servizio su Bonomi, Dell'Orto, l'attacco di Pozzoni, out, 4-2 il punteggio, l'attacco out di Beatrice Pozzoni, l'ex di giornata che è stata nelle nostre fila nella scorsa stagione, la stagione che ha visto per la prima volta la Rotoplas centrare i playoff promozione, il vero obiettivo stagionale della passata stagione. Pozzoni l'attacco, pallonetto deviato un po' da Tre Soldi, all'attacco al centro di Bellini, doppio tocco di Sara Angelini, vale il quinto punto per la Rotoplas che adesso conduce con 3 punti di vantaggio il primo set. Un buon inizio da parte delle nostre ragazze. Jessica De Val ora il servizio, ancora Jessie la capitana al servizio, serve su Bonomi, Bossoni, pallonetto di Giudici che non è andato a buon fine, Petrucciello, attacco out anche di Petrucciello, quindi arriva al terzo punto a favore della pallavolo CBL Costa Volpino, che adesso si riporta a 2 lunghezze dalla nostra formazione. E Francesca Dell'Orto al servizio. La terna arbitraria di questi match sono Lucia Grazzi, primo arbitro, e Simone Migiano, secondo arbitro, tutti entrambi della sezione di Bolzano. Servizio di Dell'Orto su Blerona Tasciolli, Bonafini per Petrucciello, tacco murato, Piero Bon, Blerona murata, però sempre nella metà campo trentina, ancora Petrucciello, vincente l'attacco, 6-3 il punteggio. Carli, sesto punto per la Rotoplas. Carlotta, proprio lei al servizio adesso, Carlotta Petrucciello al servizio per la formazione di Luca Parlatini. Battuto il servizio, si spegne in rete, 4-6 adesso. Beatrice Pozzoni al servizio. Vediamo la Beatrice Pozzoni, battuto il servizio su Blerona Tasciolli, Bonafini, Livia Tre Soldi, salva stavolta Dell'Orto anche con l'ausilio del muro, l'attacco, il pallonetto di Giudici, salva Piero Bon, Bonafini, Blerona murata, in campo il muro, quindi punto per Costa Volpino che firma il quinto punto e si porta a -1 dalla zona di parità. Ancora Post al servizio. Scusate, un po' la dimenticanza di ricordarmi che non è più una nostra giocatrice. Beatrice Pozzoni volevo dire. Bonafini, Livia in pallonetto, Carolina Zardo ci mette una pezza, l'attacco al centro di Pozzoni, Bellini, Bonafini per Trussiello, salva Dell'Orto, fallo contro la Rotoplas, fallo di seconda, sesto punto e quindi parità all'arena biancorossa. Poco Carli, di poco. 6 pari. Di nuovo Pozzoni al servizio. Pozzoni si impegna in rete il suo servizio, quindi settimo punto, quindi ritorna in vantaggio la Rotoplas. Ora si è riportato in vantaggio di un punticino. Adesso al servizio si prepara la Alice Bellini. Scusate, che sto a dire? Volevo dire Blerona Tasciolli. Carolina Zardo riceve il suo servizio. Il centro pallonetto di Angelini che non va a buon fine. Piero Boni in bagger per l'attacco di Bellini che chiede il tocco, che c'è. 8-6 il punteggio. 8-6 il punteggio.
Blerona, ancora lei al servizio. Blerona, Tasciolli. Battuto su Carolina Zardi, si è dovuta chinare per schivare il servizio e l'ha battezzata bene perché la palla era nettamente out. 7-8 adesso il punteggio a favore sempre della formazione di Luca Parlatini. Servizio di San Angelini su Elena Pirobon. Bellini, Murata, e il punto è per la pallavolo CBL Costa Volpino. Ora torna la parità, 8 pari il punteggio. San Angelini, proprio lei al servizio, la giocatrice più veterana della squadra di Costa Volpino, visto il suo passato in Serie A2 e A1, che fa quasi compagnia. Mamma mia che salvataggio di Postoni e Giudici. Ancora metà campo trentina, invasione contro la Costa Volpino, quindi nuovo vantaggio, 9-8. Brava Livia, dai così! 9-8. Livia Tresoldi al servizio. Livia Tresoldi al servizio. A tutto out. Di nuovo parità, 9 pari. Adesso c'è Giudice al servizio. Bellini vincente. 19 il punteggio. Di nuovo vantaggio. Aurora Bonafini al servizio a favore della Rotoblas. Battuto il servizio su Carolina Azzardo dell'Orto. L'attacco in prima intenzione di Tangini è 10 pari. Servizio battuto da Costa Volpino con Bonomi. Attenzione dell'Orto. L'attacco di Tangini, no scusate, di Giudici. Primo vantaggio per Costa Volpino, che si porta in vantaggio per la prima volta in questa partita. 11-10 punteggio. E al servizio di nuovo Bonomi. Servizio di Bonomi su Bellini, corta Bonafini, ancora Bellini, vincente l'attacco. Attacco su Giudici che non può nulla. 11 pari adesso. Alice Bellini al servizio. Ora per la Rotoblas. Servizio Cruzardo out. 12-11. Avanti! Alice Bellini al servizio, ancora lei, l'autrice dell'ultimo ace che ha riportato in vantaggio la Rotoblas all'Arena Biancorossa. Ecco, va a commettere il fallo di lì, in cui ha toccato la linea di fondo campo. Purtroppo è una cosa che gli abbiamo visto già fare purtroppo in questa stagione. Peccato. Ritorna alla parità all'Arena Biancorossa. Servizio di Tangini, sempre su Blerona Tasciolli. Devala al centro veloce, però non può nulla il suo attacco. Fallo di Dell'Orto, doppia di Dell'Orto. Di nuovo vantaggio Rotoblas, 13-12. 13-12. E adesso al servizio va Jessica De Val. Battuto su Beatrice Pozzoli dell'Orto al centro per l'attacco con l'ausilio del net, però resta salva la palla. Tesciolli adesso dall'altra parte dell'Orto. Pozzoni salva ancora la Rotoblas. Bonafini lato di Petrussiello. Carolina difende la palla. Pozzoni, Murata da Petrussiello, salvato. Ha salvato Angelini, quindi ancora free ball per la Rotoblas. Pozzoni, Petrussiello ancora sbagliato questa volta, concediamo una free ball. Angelini vincente. 13 pari. Quella di prima però ha tirato su, Dai.
Francesca Dell'Orto al servizio per Costa Volpino, serve su Tasciolli, 3 soldi velocissima, 14-13, Livia 3 soldi. Servizio di Carlotta Petrucciello su Pozzoni, 15-13. Dai! 15-13. Restiamo sempre lì su quel -1 +1 +2 parità. Al momento Petrucciello su Pozzoni, stavolta riceve bene il servizio. L'attacco vincente di Giudici, 14-15 di Lucia Giudici. Spero di pronunciarlo bene perché qui c'è scritto Lucia, è scritta così. Beatrice Pozzoni al servizio, battuto il servizio su Blerona, la palla in campo, è out, sì, 15 pari, quindi ritorna la parità all'Arena Biancorossa. Video check, lo schiacciamento. Time out per la Rotoplat, allora pausa. Ci pare il punteggio, rientriamo all'Arena Biancorossa di Volano. Fa un attimo, mi fa attendere un po' le nostre giocatrici. Vai! Andiamo! Allora, Pozzoni al servizio. È stata poco fa l'autrice del primo ace della sua partita. Battuto su Bellini. Petruccielli in bagara al centro, però per Bellini, vincente, 16-15, Beatrice, combinazione perfetta, Petrucciello-Bellini, Bellini riceve, Petruccielli in bagara gliela alza e Bellini al filo delle reti, al filo delle linee, fa il 16° punto. Servizio di Blerona Tascioli adesso per la Rotoplat, sì, arriva l'ace con l'ausilio del net, 17-15, 17-15, di nuovo 2 punti di vantaggio per la Rotoplas. Ancora Blerona Tasciolli alla battuta, battuto stavolta per out di poco, peccato. 16-17. Dai, per il momento dentro c'è il cambio, Sarangelini lascerà il posto, esattamente, proprio il cambio che avevo predetto, per Federica Pezzolli. 17-16 il punteggio e c'è stato il primo cambio della partita firmato da Luciano Cominetti, scusate, coach di Costa Volpino. Pezzolli il servizio su Blerona Tasciolli, buona fine per Livia 3 soldi. 18-16, Livia 3 soldi. 18-16, di nuovo il cambio, esce Pezzolli per Arangelini, quindi rientra in campo di nuovo entra in campo la giocatrice venuta a dicembre. Ricordiamo che Livia 3 soldi adesso al servizio. Battuto su Beatrice Pozzoni, Francesca Dell'Orto al laterale, vincente l'attacco di Giudici, 17-18. 17-18 adesso, quindi un punto a separare le due formazioni. Servizio di Giudici, proprio l'autrice all'ultimo punto, arriva l'ace, 18 pari. 18 pari al momento il punteggio a favore di nessuno in realtà.
Volevo dire, il punteggio è in perfetta parità all'arena biancorossa. Servizio su a rete di Giudici che si automanda quel paese. 19-18. Dai, Auri! Aurora Bonafini. Vediamo veramente Aurora Bonafini, probabilmente il posto 5 su Bonomi dell'Orto. Attacco stavolta vincente, sì. I Giudici 19 pari. Laura Bonomi al servizio. Un time out contro 2. Servizio di Bonomi. Petrusiello. Attenzione, la palla al centro ancora dell'Orto. Scusate, Deval. Con l'audio del muro di 20-19. Jessica Deval. L'attenzione di Deval. C'è una protesta di Francesca dell'Orto. Una protesta di Francesca dell'Orto che non è servita a niente. Servizio di Bellini. Arriva Leis. Nulla ha potuto Aurora. Scusate, Laura Bonomi. Time out penso per Luciano Cuminetti che arriva adesso. Pausa sponsor. Dai raga dai. Partiamo così col dai raga dai. 21-19 più 2 Rotoblas Volano Volley. Alice Bellini, l'autrice dell'ultimo punto, si impegna in rete. (21-20) 17 al servizio. Siria Tangini. Battuto il servizio sempre su Tasciolli. Bonafini. Petrusiello, Murata, out. 22-20. Una cosa ci tengo anche a dirla, perché non so se dalle immagini si riesce a vedere bene le facce delle giocatrici, ma mi sembrano molto più rilassate al momento, vedendo Livia come entra sempre molto sorridente. Dell'Orto, Tangini, Murata da Livia. 23-20. Di nuovo time out per Cominetti, pausa sponsor. (23-20) il punteggio, chi l'avrebbe mai detto in questo primo set? Una grande reazione da parte delle note, almeno in questo primo set. Servizio battuto, Pozzoni in bagger, free ball concessa Petrusiello, Bonomi, Petrusiello, 24-20 il punteggio. Adesso c'è il tech ball per la Rotoblast. 24-20 Rotoblast che dopo quasi 3 partite dopo ben 3 partite ritroviamo la palla a set. La prima si spegne in rete con Deval. 21-24. Servizio adesso nelle mani di Dell'Orto, Francesca Dell'Orto ovviamente. Vediamo il servizio della giovane palleggiatrice, sempre su Bellerona. Bonafini al centro, 3 soldi, poi in difficoltà Dell'Orto. Arriva il punto ancora 22-24, quindi si assottigliano ancora un po' le distanze. Forse Luca chiamerà il time out.
Esatto, chiama il time out, pausa sponsor, torniamo tra poco. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspettiamo. Allora, 22-24 il punteggio. Bruciate 2 palle testa da Costa Volpino, quindi Rotoblas ancora almeno una chance per evitare i vantaggi. Petruziello 25-22, il primo set vinto. E allora andiamo con gli sponsor, torniamo tra poco. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorotta di Volano. Voi penserete, alcuni che forse vi siete collegati soltanto adesso, che quel 1-0 a favore nostro sia un errore, ma invece vi confermo che l'abbiamo vinto quel set, 25-22. Allora, sugli scudi il duo d'attacco delle meraviglie nostro è sempre quello. Bellini 7, Petrusiello 6. Tantini. Primo punto per la Costa Volpino. Allora, dicevo, 7 punti per Bellini, 6 per Petrusiello, 3 Livia, 3 Toldi, 2 De Val e 1 Blero Natasciolli. Mentre tra le file della Costa Volpino esce vincitrice dal set, 7 punti per Giusto.
3 punti Sara Angelini, 2 Cangini Siria e 1 Beatrice Pozzoni. Errori a favore della 9 errori nostri, 6 errori loro. 2-1 adesso, 1-1 il punteggio. Bellini su Zardo, Pozzoni attacco su Petrucciello. 2-1 il punteggio. Francesca Dell'Orto al servizio. 2-1 a favore della CBL. Mandiamo un saluto ai tifosi di Costa Volpino che ci stanno seguendo sulla nostra diretta. 3-1 a favore adesso delle ragazze di Luciano Cuminetti, che forse adesso hanno iniziato a spingere sull'acceleratore, che forse è quello che è mancato un po' alle ragazze fucsia rosa durante il primo set. Salva Blerona ma non è sufficiente. 4-1. Servizio molto corto di Francesca Dell'Orto. Time out. Vai. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola. Qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri. Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Nuovo in diretta dall'Arena Bianco di Volano. 4-1 a favore di Costa Volpino, pallavolo CBL, che adesso conduce il secondo set per 4-1. Servizio Dell'Orto su Piero Bon. Blerona salva proprio Dell'Orto. Zardo anzi scusate, hanno cambiato il libero. A sfiorare il tetto per pochissimo, però Fribol pallonetto, salva Piero Bon. Petrucciello, rivoluzionato intanto la squadra. Angelini, Fribol, Bellini, Bonaffini, vincente. Ancora le proteste di Dell'Orto, ancora le proteste per questa volta, perché protestano per un possibile tocco sul tetto che però non è stato ravvisato dal primo arbitro Lucia Grazzi e nemmeno dal secondo Simone Migiano. Proteste anche battuto il servizio di De Val. Attacco di Pozzoni, pallonetto, salva Bellini. Bonafini, Tasciolli, Murata in campo, sì. 5-2. Va proprio l'autrice dell'ultimo muro al servizio, Beatrice Pozzoni. Restano i 3 punti tra le due formazioni. Pozzoni su Tasciolli, però arriva l'Eist. 6-2. Tornano 4 i punti di ritardo tra Volano e Costa Volpino. Pozzoni al servizio, riceve Bellini, salva poi Piero Bon. Adesso però c'era la free ball, libero Pacchiotti, attacco di la bomba di Giudici. 7-2. Time out per la rotola, pausa sponsor. Miki.
7-2 CBL, Costa Volpino, che quindi è tornata a dare la carica. Pozzoni al servizio. Piero Bon riceve Bonafini, centro Livia, salva Bonomi, attacco di Pozzoni, vincente. Inizia a prendere le distanze Costa Volpino. Dopo diciamo il primo set di rodaggio, adesso Costa Volpino ha iniziato a prendere le distanze. Più 6 adesso, Pozzoni ancora al servizio, battuto su Bellini, arriva l'Ace. Pozzoni sale in cattedra, 9-7 adesso. Pozzoni al servizio. Pozzoni, un altro ace, sì, altro ace. 10-2 il punteggio. Adesso sono 8 i punti che separano Pozzoni, arriva l'ace. Anche fortunata Beatrice Pozzoni, però sta veramente, è salita in cattedra proprio la nostra ex atleta biancorossa. 11-2. Adesso si sta scavando un abisso adesso tra le due formazioni. Petrucciello tocca l'asta. Salgono a 10 punti di ritardo. Ovviamente Luca Parlatini ha già usato tutti e due i time out, quindi Dai ragazzi, dai, con calma. più 10 adesso. Massimo vantaggio della partita. Pozzoni ancora su Livia, stavolta riceve bene. Bonafini, Petrucciello, spenta. 3-12. Adesso ripartiamo. Rientra Carolina Azzardo, quindi Alessia Pacchiotti rilascia il posto all'esperta giocatrice piemontese, che ho avuto il gran privilegio di conoscere negli anni alla Delta Informatica Trentino, quindi conosco le sue capacità, come penso che tanti che l'hanno seguita in queste squadre la sanno, la loro capacità. L'attacco out di Tasciolli. Tornano 10 punti di ritardo. Sara Angelini al servizio. Diciamo che se escludiamo Pozzoni, che è una ex, anche lei comunque una ex A2, praticamente mezza squadra è fatta da atlete di Serie A. Livia 4-13. Cambio, Anna Cramerotti prende il posto di Blerona Tasciolli. Brava Ble! Si gioca la carta libero. Vediamo il servizio di Anna. Dritto per dritto contro la rete, purtroppo. 14-10. Proprio un proiettile. Lucia Giudici, battuto su Piero Bon. Bonafini, Livia, pallonetto, salva Pacchiotti. Attacco dei Giudici non è andato a buon fine. Dall'altra parte Bellini, un po' in difficoltà qui il suo attacco. Dall'altra parte provato l'attacco, non è riuscito Bonomi. Bellini stavolta vincente. Quinto punto per la Rotoblas. Pacchiotti rilascia il posto. Diciamo che il coach Cominetti si sta giocando tanto la carta del giovane libero, infatti sta turnando molto con Carolina Azzardo a rete Pacchiotti. Servizio di Livia, out. Livia tre soldi, out il servizio. 15-5. Laura Bonomi al servizio a favore di Costa Volpino.
Servizio battuto su Alice Bellini. Bonafini, sempre Bellini ad attaccare. C'è del tocco e c'è. Tocco di Tangini. 6-15. Che fa anche la sportiva comunque Tangini. 6-15. Tutto Bonafini. Carolina Azzardo riceve dell'Orto. Dall'altra parte Pozzoni. Free ball. Il punto del libero. Elena Piero Bon. Allora io posso già dire questo. Con questa free ball punto possiamo già dare l'MVP a lei oggi. Al di là del risultato. Su decisione mia che faccio parte dell'ufficio stampa. Pozzoni stavolta attacco sulle mani di De Valle e Petrucciello. Out. 7-16 punteggio. E Silvia Tangini al servizio. Ovviamente poi la scelta dell'MVP la faremo ovviamente a fine partita, decidendo in base al punteggio, in base alle difese, in base ai muri e le ricezioni, e ovviamente a premiare sarà il nostro responsabile marketing Michele De Monti. La decisione ovviamente per il punto di De Valle, che infatti di nuovo rientra per Leonora Tasciolli per Anna Cramerotti. Ovviamente la scelta dell'MVP sarà proprio decisa dalla parte del nostro ufficio stampa, Luca Galli, Lorenzo Mina Cappietti, e con l'aiuto anche che attacco di Dell'Orto che stava per andare in porto. Era appunto anche questo, ovviamente, attenzione, pallonetto vincente, ci ha provato Aurora Bonafini. 8-18. Quindi comunque se volete seguire anche la premiazione dell'MVP a finita la partita, restate collegati perché ovviamente noi ve la trasmetteremo in diretta direttamente dal campo. Servizio nelle mani proprio di Francesca Dell'Orto. Battuto il servizio. Forse era auto questa palla, arriva l'Ace. 19-18 scusate, 19-8 il punteggio. Dell'Orto, ancora lei al servizio. Porto su Lerona Tasciolli, Bonafini, Bagher, Petrucciello, Murata in campo. Sì. 20-18. Io chiedo scusa, ma è l'abitudine di avere sempre 2 punti di ritardo, scusate. 20-8 punteggio. Ancora Dell'Orto al servizio a favore di Costa Volpino. Più 12. Forse potrebbe entrare un cambio. Si spegne in rete il servizio. 9-20. Aurora Tomasi potrebbe entrare al posto di Carlotta Petrucciello. Sì, Carlotta Petrucciello. È il cambio di... E ora il servizio va Jessica De Valle. Quindi coach Parlatini se la giocherà con 3 centrali in campo. 3 soldi, Tomasi e De Valle. Vediamo il servizio di Jessica. Battuto su proprio pallonetto. Bonafini, Lerona, Murata, attenzione, Livia Fribol. Pozzoni riceve Dell'Orto, Pozzoni centra l'attacco. 21-19. Guarda, abbiate pietà di me oggi, scusate. 21-9 il punteggio. Cambio. Francesca Rivoltella prende il posto di Laura Bonomi. Beatrice Pozzoni al servizio. Beatrice Pozzoni. 9-21 il punteggio. Pozzoni batte, riceve Bellini, Bonafini, ha dovuto che schivare la rete. Pozzoni difende la palla. Attacco di Rivoltella non è andato a buon fine. Bellini a di rete, sì, 10-21, doppia cifra che per la Rotoblas. Vai, au! Aurora Tomasi al servizio.
Servizio di Aurora, battuto su rivoltella dell'Orto. Giudici, Tomasi salva, free ball adesso dell'Orto, ancora Zardo, sempre nel lato, Giudici, salva ancora la Rotoblast. Tasciolli, non è andato a buon fine al centro. Vincente Bellini. 11-21. Non si è capito da dove gli è venuta questa alzata, però alla fine il punto è arrivato lo stesso, quindi Bellini ci ha messo una pesta. 11-21. Ancora Aurora Tomasi al servizio. Quasi in campo, peccato. 22-11. Tarangelini al servizio. Tutto il servizio. La palla è out. 12-21. Servizio out di Angelini. Ha provato a mettere la fine delle reti. Blerona Tasciolli. Vediamo dove la piazza la giovane giocatrice, il giovane opposto. Su rivoltella e arriva l'Ace. 13-22. Dai, avanti! Ancora Blerona al servizio. Di Blerona, sempre lei. Pozzoni. Dello. Tascioli vincente. Scusate, Pozzoni vincente. 23-13. Giudici al servizio adesso. Fortunata Pozzoni. Sembrava una free ball innocua, invece si è trasformata in un punto. 24-13. Set ball per Costa Volpino. Servizio di sempre di Lucia Giudici. Battuto Bellini, Bonafini, Livia vincente. 14-24. Ancora set ball per Costa Volpino. Livia 3 soldi. Battuto. Rivoltella riceve dell'Orto. E rivoltella da ferma. Bellini, Murata. Salva Tasciolli. Ancora Bellini. Murata 2 volte Tasciolli. Vediamo se ci prova. Metterla nell'altra parte del campo. Attacco di Giudici. Salva Livia 3 soldi. Bonafini. Sempre da Bellini. E stavolta è vincente. Dopo 15. 24. Ancora Livia al servizio. Annullato un'altra palla a set. Battuto il servizio Livia su Pozzoni dell'Orto. Attacco subito di Tangini vincente. 25-15. Allora pausa sponsor, torniamo tra poco. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the
Biancorossa di Volano. Siamo all'inizio del terzo set, 1 pari. Adesso il secondo set è finito 15-25 a favore di Costa Volpino. Allora vi ricapitolo subito velocemente i punteggi. Allora Postoni è veramente salita in cattedra in questo secondo set, è passata da fare un punto di numero a farne 10 in questo secondo set. Arriva il primo punto per Costa Volpino. Dicevo 11 punti per Pozzoni, 2 punti per Tangini, Ludici, Dell'Orto e 1 per Angelini. Invece dal nostro lato i punti sono stati 6 per Bellini, 2 per Petruziello, 1 per Piero Bon, 2 per Tresoldi, 1 per Tascioli, 1 per De Val. Salva Bonafini, ribolla adesso per la Costa Volpino, attacco subito veloce attacco vincente di Tangini. 2-0. Andiamo adesso. Laura Bonomi. Servizio battuto. Tasciolli. Bonafini si deve impegnare. Piero Boni in free ball. Dell'Orto. Attacco di Dell'Orto. Vincente 3-0. Poi arriverà il time out per Luca Parlatine. Tranquille raga, tranquille. Bonomi al servizio. No, si va avanti. Bonomi. Battuto su Piero Bon. Bonafini. Bellini. Primo punto anche per la Rotoblast. 1-3. Aurora Bonafini al servizio. Battuto il suo servizio su Bonomi. Giudici vincente 4-1. CBL Costa Volpino. Bellini in bagger. Petruziello attacco. Salva Tascioli probabilmente. Oh! Attenzione. Dice attacco di Angelini vincente 5-1. 5-1. Ragazze, ordine, lucide. Ordine. Time out per la Rotoblast, pausa sponsor.
in diretta all'Arena Biancorossa, 5-1 il punteggio dopo il primo set che si era concluso in maniera incredibile per 25-22 a favore nostro. Siamo un po' tornati sulla terra col secondo set che si è concluso per 15-25 e ora stiamo comandando il set per 2-5. Carli! Di Bellini su Cottoni dell'Orto al centro subito Angelini, Carlotta Petruzzello, 4-5, 3-5. Servito ancora di Bellini su Postoni, sempre lei a ricevere, dell'Orto possibile ad attaccare. Stavolta Bellini ci deve mettere in pezza. Petruzzello out, sì. 6-3. Attacco out. Va bene, dai! Francesca dell'Orto al servizio. Tutto Sciolli, Bonafini. Petruzzello vincente, 4-6. Tutto fa brodo. Vai Jessi! Jessica De Valle al servizio, la nostra capitana che ha preso il posto di capitana al posto dell'infortunata Emma Galbero. Tutto su Postoni. Attacco vincente di Giudici. 7-4 punteggio. Postoni, pallonetto su riceve Piero Boni, Livia e un'altra petta Livia. Brava Livia! Inizio di Carlotta Petruzzello su Postoni dell'Orto. Giudici, curata da Livia e Plerona da Sciolli. 6-7. Torna un punto di differenza tra le due formazioni. Carlotta sempre su Beatrice Pozzoni, dell'Orto al centro, Angelini a muro praticamente 0. 8-6. Allora sarà Angelini al servizio adesso per la formazione e ha accettato la linea, esatto. 7-8. 7-8, nettissima la pestata di linea di San Angelini. 7-8, sempre un punticino tra le due formazioni. Play out. 9-7. Giudici al servizio. Fa tutto out. 8-9. Servizio Livia, 3 soldi. Battuto sempre su Pozzoni, dell'Orto al centro. Tangini non è andato a buon fine il suo attacco. E quello di Bellini, sì, parità all'Arena Biancorossa. Dai! Avanti così!
Livia 3 soldi al servizio. Tutto il servizio su Bonomi. L'attacco vincente di Giudici. 10-9, di nuovo vantaggio Costa Volpino. Bellini, l'avvio del muro, 10 pari. Servizio di Bonafini, Dell'Orto, Pozzoni, riceve Piero Bon, scusate, difende Piero Bon. Bellini, in mezzo alle mani del muro, primo vantaggio, Rotoblast. Oddio, chiedo scusa, ma il nostro tifoso numero 1 e arriva Reis, 12-10, doppio vantaggio Rotoblast. 11-10. Time out, pausa sponsor. Eccoci di nuovo in diretta, 12-10 punteggio a favore della Rotoblast. Allora, intanto Bonafini al servizio. Allora, intanto chiedo scusa per le mie risate, però avevamo un tifoso qua che mi stava facendo anche un po' divertire con le sue esultanze e la sua carica. 11-12 punteggio. Allora, sempre un punticino adesso tra le due formazioni. Siria Tangini al servizio. Tutto su Bellini, Bonafini, Bellini ad attaccare, stavolta salva Giudici. Pozzoni ancora ad attaccare Muro, no, ma c'è il quarto tocco, esatto. 13-11, di nuovo vantaggio, di nuovo 2 punti. Regge Bellini al servizio. Battuto. Oh, centro, Angelini. Pallonetto vincente, 12-13. E 12-13, Francesca Dell'Orto al servizio. Supererona Tasciolli, Bonafini al centro per De Val. E vincente lo stesso. 14-12. Jessica De Val. Carolina Azzardo, Dell'Orto, Angelini Murata. Bambola la nostra difesa, 14-13. Bellini, 3 soldi! Sì, Livia, 15-13. 2 volte attacca Livia. Servizio di Carlotta Petruzzello. Dall'altra parte
l'attacco vincente di Bonomi. 14-15. Sara Angelini al servizio. Fa tutto su Bellini. Bonafini, Livia. Attenzione ancora. Salva Bellini. Bonafini. Tasciolli, Muratto. Oh, attenzione, attenzione, attenzione. Free ball. Dobbiamo sfruttarla bene. Livia in pallonetto, però ancora difficoltà. Postone al centro. Salva. Salva Carlotta Petruziello. Che grande azione questa, che grande azione. 16-14. Carpio, Blerona Tasciolli lascia il posto a Anna Cramerotti. Fa tutto il servizio su Postoni dell'Orto al centro, vincente l'attacco di Tangini. 15-16. Lucia Giudici al servizio. Battuto. Anna Cramerotti riceve. Bonafini dall'altra parte per Bellini. Murata Bellini. Però è ancora in mano a Bellini. Murata 2 volte. Anna ancora per Bellini. E stavolta è vincente. Dopo 3 attacchi Bellini. 17-15 punteggio. Dai, questa! Servizio di Livia su Bonomi. Attacco di salvato Fribo. Mamma mia, in 2 sulla palla, pericolosissimo. Al centro l'attacco vincente di Tangini. 16-17. 16-17. Tutto il servizio. Arriva l'ace di Giudici. Parità, 17 pari. Servizio su Anna Cramerotti. Carlotta salva. Free ball. Petruziello. Sì, vincente. Toccare il soffitto. 18-17. Pronta al servizio Aurora Bonafini. Battuto su Bonomi. L'attacco subito di Tangini non è andato a buon fine al centro. Tangini sempre lei. 18 pari. 18 pari. Terzo set, Arena Biancorossa. Forza! Tangini servizio. Carlotta. Stavolta salva Bonomi. Possibilità del vantaggio con Pozzoni. Salva Anna Cramerotti. Petruziello dell'Orto, che corsa ha dovuto fare. Pallonetto. Salva Anna Cramerotti. Che Bellini. 19-18. Cambio per la Rotoblast. Anna Cramerotti lascia svuota Blerona Tasciolli, che ha fatto un miracolone prima.
Alice Bellini. Arriva il 20-18. Time out per Cominetti, pausa sponsor. Allora, 20-18 il punteggio a favore della Rotobla, che ha fatto l'ace proprio con Bellini poco fa. 20-18. Battuto su Pozzoni, dell'Orto al centro. Angelini! De Val! Murone di De Val! Jesse De Val! Ancora Alice Bellini al servizio. Battuto su Carolina Azzardo, dell'Orto. Pozzoni. Peccato. 19-21. Dai, questa! Francesca dell'Orto. Tutto. Blanonata Sciolli, Bonafini. Sì! Brava Aurora! Vai Jess! Brava Aurora! Vai così Auri, dai! Jessica De Val al servizio. Zardo. L'attacco vincente di Giudici. 22-20. Pronto un cambio per Costa Volpino. Credo ci sia il cambio. Esce. Entra Giorgia Reggio per Laura Bonomi. Quindi non cambia nulla. Non cambia nulla nello schema di gioco, che resta sempre il terminale d'attacco. Servizio di Pozzoni, Piero Bonomi e volevo dire Bonafini, scusate, che ha sbagliato il palleggio e Petrucciello non ci è potuto arrivare. 21-22. Vediamo se Luca chiama il time out. Esatto, chiama pausa sponsor. Tranquille raga, tranquille! Le volte che 22-21. 22-21 a favore della Rotoplat. Pozzoni al servizio. Battuto su Bellini, Bonafini. Provato Livia l'attacco subito, però c'era già il muro pronto. Out, sì. 23-21. Ancora cambio, rientra Bonomi per Reggio. Il servizio di Carlotta Petrucciello, Carolina Azzardo. Dall'altro lato chiede il tocco e qui c'è. 22-23.
Ancora cambio. Entra Federica Pezzolli per Sara Angelini. Quindi cambio dei centrali qui, non cambia nulla. Ragazze, tranquille, raga. Il servizio di Pezzolli. Tutto su Blerona. Blerona ad attaccare, pallonetto che non è andato a buon fine. Possibilità del pareggio con attenzione dell'Orto. Attenzione ancora Giudici. Vincente, parità. Torna alla parità, 23 pari. Adesso o una delle due squadre fa 2 punti o si andrà avanti all'infinito. Ancora Pezzolli al servizio per Costa Volpino. Battuto su Bellini. Bonafini. Petruzziello. 24-23. La prima palla set del terzo set è nostra. 24-23. Servizio e di Blerona Tasciolli. Pozzoni riceve. Dall'altra parte Giudici. Murran. 24 pari. Calme raga, calme. Dai raga, tranquille. Servizio è di Giudici. Tranquille, lucide. Battuto su Livia. Bonafini. Bellini, pallonetto. Salvato. Titolo la possibilità del vantaggio con Giudici non è stata sfruttata. Dall'altra parte Bellini. 25. Ancora Bellini. Un altro punto nel suo repertorio. 25-24. Livia Tresoldi al servizio. Livia Tresoldi al servizio. Palla 7 per Livia. Impegno in rete. Seconda palla 7 in cenere. 25 pari. Laura Bonomi. Ora il servizio per Costa Volpino. Raga, tranquille. Lucide. Servizio di Bonomi su Blerona Tasciolli. Bonafini dalla parte di Carlotta. Un altro vantaggio per la Rotoblas. 26-25. Aurora Bonafini al servizio. Terza palla a set per la Rotoblas Volano Volley. Servizio dell'Orto. Pozzoni. Salva Bonafini. Piero Bonafini. Bellini. C'è il tocco. No! C'è il cambio. Rientra Sara Angelini per Federica Pezzolli. Dai, questa. Non so se il tocco c'era, però molto dubbio. Probabilmente no, però. Raga, tranquille. 26 pari. Calme, tranquille. Adesso il servizio dovrebbe esserci Tangini. Tasciolli, Bonafini, Petruzziello. Doppio tocco. Vedo il doppio. Ho visto un 2, non un 4. 27-26, prima palla set per Costa Volpini in questo terzo set, sempre con Tangini. Forse andava fuori questa. Petruzziello salvato ancora per provarla a chiudere. Sbagliato l'attacco. Sbaglia Beatrice Postoni. 27 pari. Sbagliato l'attacco Postoni. 27 pari. Bellini.
Bagher, ancora Postoni. Brava Pietro Bono che salva. Sbagliato il palleggio. Sbagliato il palleggio. Bonafini. Di nuovo vantaggio per Costa Volpino, che adesso ha la seconda palla set. 28-27. Dell'Orto. Tutto a Sciolli. Petruziello era nel posto giusto per i ball. Però adesso Costa per provarla a chiudere. Bonafini disinnesca l'attacco. Bonafini. Petruziello, Murata. Bonafini. Petruziello! E va avanti ancora il set. 28 pari. Carlotta Petruziello. Rientra Livia Tresoldi, quindi adesso il servizio va Jessica De Val. Calme raga, calme. Tranquilla, Va Jessica su Carolina Zardo Dell'Orto. Dall'altra parte Giudici Murata, salva Zardo. Dall'altra Postoni. Gliel'ha fatta bastarda questo attacco Postoni. 29-28. Molto intelligente la tattica di Beatrice, che gliel'ha proprio fatta sporcata, quindi è stata una gran giocata. 29-28, ancora palla set per Costa Volpino. Battuto su Piero Bonafini lì. E purtroppo finisce qui questo set. 30-28 Adesso andiamo con gli sponsor, ritorniamo tra poco. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you.
Purtroppo dopo una durissima battaglia il terzo si è concluso con il parziale beffardo di 28-30 a favore di Costa Volpino. Ovviamente la Rotoblast adesso non ha più altre possibilità di errore. Adesso o la Rotoblast vince il prossimo set oppure... Allora vi elenco i punteggi di questo terzo set. Cominciando dalla squadra di casa. 8 i punti di Bellini e Petruziello, 2 per Deval, Lerona Tassoldi e Livio Tressoldi e Aurora Bonafini un punto. Dal lato invece Costa Volpino 6 punti di Tangini, 3 di Bonomi, 6 di Giudici, 1 dell'Orto, 3 Angelini e 2 Pozzoni. 2-1 adesso. 1-2 punteggio. 2-1 adesso. Allora, il punteggio per la Rotoblast sono stati 5 errori di Costa Volpino e 9 della Rotoblast. Bellini 3-1. Brava Piera! 3-1 il punteggio. Servizio di Bellini, out. A fin di rete però, scusate, a fin di linea però non è bastato. 3-2. Assunta dell'Orto adesso, servizio a favore della Costa Volpino. Cascioli riceve, Bonafini e Truziello in pallonetto, niente da fare. Dell'Orto, Pozzoni in attacco. Dall'altra parte dell'Orto a evitare guai. L'attacco di Giudici non è andato a buon fine. Petruziello, mamma mia che salvataggio di Piera, Bon. E Petruziello dell'Orto. Dall'altra parte proprio un tantan questa azione. Giudici in pallonetto, Piero Bon. Bonafini, Tasciolli, Murata. 3 pari. Dai, dai, dai! Dai adesso! Servizio dell'Orto, Bonafini, Bellini, pallonetto, vincente. Ha provato Alice, la rabbia di coach Cominetti. 4-3, di nuovo vantaggio Rotoblast. Vai, c'è! Servizio di Deval dell'Orto, attacco di Pozzoni, salva Petruziello ed è lei ad attaccare ma viene murata da Giudici. Allora, primo vantaggio anche per Costa Volpino, 5-4 il punteggio. Pozzoni alla battuta. Si impegna in rete e va a colpire in pieno la mano di Sara Angelini. 5 pari. Carlotta Petruziello al servizio. Tasciolli 6-5. Ancora Carlotta Petruziello alla battuta. Don Angelini, free ball. Petruziello,
Livia! Livia 3 soldi, 7-5. Vai Dani! Vizio su Carolina Azzardo. E il punto anche di Carolina Azzardo. 6-7. Si pareggia il conto dei punti del libero. Dopo quello di Elena Pirobon arriva anche il punto di Carolina Azzardo, che scrive anche il suo nome nel tabellino dei punti. Out. 8-6. Servizio e Verona 9-6. Probabilmente Cominetti chiamerà un time out forse adesso. No, andiamo avanti allora. Servizio di Verona Tascioli, ancora lei. Bottoni dell'Orto, l'attacco vincente. Credo di... non mi ricordo se Giudice o Tangini. Tangini, sì, l'avevo visto bene. 7-9. Servizio di Giudici. Buona fine Livia. Out dal suo attacco. 8-9. Servizio ancora di Giudici. Bonafini dalla parte. L'attacco addirittura del palleggiatore dell'Orto. 9 pari. Time out per la Rotoplas. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspettiamo. E già guarda le belle notifiche. Ma che bella notifica. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa. 9 pari. Segna il rete interviso di Giudici. 10-9. Dai Liga, dai! Vedete che Bottoni. Bellini. Cente. 11-9. Allora c'è appena giunta una notizia in postazione che Crema avrebbe battuto Usnago, che c'era un punto avanti, quindi a termini di classifica gli sta complicando sempre di più la questione per lui. Adesso Crema dovrebbe averci scavalcato in classifica. 10-11 punteggio. Laura Bonomi
servizio su Tasciolli, Bonafini in bagger, free ball per la Costa Volpino. Pozzoni da solo non sfrutta l'attacco, Bellini in bagger, sì, in bagger, scusate, in palleggio, e l'attacco sbagliato di Tasciolli. Parità di nuovo, 11 pari. Di nuovo Bonomi al servizio. Servizio, arriva l'ace di Bonomi. Vantaggio Costa Volpino 12-11. Dai play, tranquilla. Tranquille ragazze. Vai, dai, Tranquille, tranquille. Tranquille, lucide, dai. Un altro servizio di Bonomi, Bonafini, Petruziello salva proprio la giocatrice al servizio. Pozzoni, pallonetto, salva Bonafini, Piero in bagger, attacco di Bellini, non fa Bonfini, Pacchiotti in bagger, attacco di Pozzoni, pallonetto, salva De Val, Petruziello in attacco, disinnesco l'attacco, free ball per la Rotoblas, Bellini, vincente. 12 pari. Servizio di Bonafini. Attacco al centro di Tangini. Piero Bon in free ball. Ancora Tangini. Salva Bellini. Attenzione, ancora due volte Petruziello. Palla in campo ovviamente. Raga, dai, questa. Tranquille, tranquille. Buona fine. Arriva l'Ace. 14-12. Forse Luca chiamerà il time out. No. Dai che va bene. Silvia Tangini al servizio. Dai adesso. Out 13-14. Bonomi, attacco il pallonetto di Angelini e vincente. 15-13. Dai che va bene raga, calme. Lucide, calme. Servizio dell'Orto, Tasciolli, Bonafini. Tasciolli. Sì. Verona 14-15. So, come si parte i nastri. Calme ragazze, dai. Auri, tranquilla. Servizio di Jessica dell'Orto. Bettoni. 16-14. 16 14 Rotterdam. Sony.
situazione di prima non ho davvero parole. Petruziello al servizio, 15-17. Attacco di Bonomi non è andato a buon fine. Quello di Tasciolli, neanche il suo attacco è andato a buon fine. Dell'Orto dall'altra parte per colpe Giudici. Murata 16-17. Monster Buck. 16-17. Tranquille. Petruziello su Carolina Azzardo. Dell'Orto, Giudici ancora ad attaccare. Un'altra bomba di Giudici, 18-16. Cambio per Costa Volpino, esce Pezzolli, entra Pezzolli per Sara Angelino. Ragazze, tranquille. Allora, Pezzolli al servizio. Tirobon. Livia Pallonetto. Livia Tre Soldi. 17-18, rientra in campo Sarangelini per Federica Pezzolli. Anna invece prende il posto di Lerona Tasciolli. Servizio di Anna Carmelotti, out. 19-17. Servizio Anna Cramelotti, riceve Livia, impegna il re del suo attacco, 20-17. Time out l'Ortobras. Calme, tranquille. Tranquille raga, tranquille. Allora, di nuovo in diretta Arena Biancorossa di Volano, Tranquille, lucide, dai. 20-17. 3 punti a separarci da Costa Volpino. Bonafini, Bellini, Dell'Orto al centro, Pozzoni, Livia, 18-20. Allora, Aurora Tomasi prende il posto di Livia Tre Soldi? Esattamente. Allora, Aurora Tomasi prende il posto di Livia Tre Soldi. Aurora Tomasi era sul Bonomi. Attacco invece, se non erro, di Giudici. Costa si sta avvicinando verso la vittoria. Laura Bonomi. Servizio Bonafini. Carlotta Petruziello salva Bonomi. L'attacco di Pozzoni non è andato a buon fine. Piero Bon in bugger. Bellini. Alice Bellini, 19-21.
Aurora Bonafini al servizio. Tutto su Carolina Azzardo, Dell'Orto, Tangini vincente. 19-22 il punteggio. Siria Tangini al servizio. Pronto il servizio. Bonafini, Carlotta Petruzzelli. 20-22. Allora rientra Blerona Tascioli per Anna Cramerotti. Carlotta Alice Bellini al servizio. Tutto Dell'Orto. Bozzoni dalla sua parte, salva Piero Bonafini dal lato Petrustiello. Dell'Orto sempre dal lato free ball. Bonafini, Bellini, free ball ancora per la Rotoblat, 2 volte free ball. Stavolta l'attacco di Petrustiello non è andato a benissimo e invece quello di Giudici sì. 23-20. Allora 3 punti separano le due squadre e mancano solo 2 punti alla vittoria della Costa Volpino. Così sul Blerona Tascioli di Bonomi. Vincente l'attacco di Carlotta, 21-23. Ovviamente dobbiamo provarci fino alla fine. Cambio, rientra Livia Tresoldi per Aurora Paola Tomasi. Jessica De Val, sostegno in rete. 24-21. La Costa Volpino è a un passo dalla vittoria, adesso c'ha 3 palle match per chiudere i conti. Giorgia Reggio entra al posto di Laura Bonomi. Servizio di Pozzoni. Bellini, Costa Volpino batte Rotoblas Volano Volley per 3-1. È finita come peggio non si poteva purtroppo. Allora, purtroppo c'è tanta delusione dal nostro lato perché questa volta ci stavamo davvero credendo in un miracolo, purtroppo non c'è stato neanche stavolta. Purtroppo torniamo con 0 punti a casa e purtroppo siamo anche in piena zona retrocessione. Allora la prossima partita sarà mercoledì alle ore 20:30, recupero dell'11ª giornata con Argentario. Allora chiudo qui la mia telecronaca, ringrazio Alan Berloff e Andrea Zeni, vi do l'augurio di una buona serata e vi lascio in compagnia dell'MVP che verrà premiato da Michele De Monti. A tutti voi buonanotte. Do you feel the do your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? 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 Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? 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 Do you feel
Take you. Murder victims show evidence
breathe? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you out? Do you feel your bones just the most take you? Do you feel your bones start to take you out? Take you out? Do you feel your bones just the most take you? Do you feel your bones start to take you out? Take you out? Do you feel your bones just the most take you? Do you feel your bones start to take you out? Take you out? Do you feel your bones just the most take you? Responsabile marketing di Volano Volley, la confezione di vino del Borgo di Posto di Viana, nostro sponsor della Volano Volley, dalla Serie A. Da un minuto l'estrazione dei biglietti della lotteria.